E allora vado a salutare Loris Michelini, buongiorno, e Cristian Sergo, buongiorno a entrambi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie dell'invito. Allora, grazie a voi come sempre per essere qui. Io parto subito così per scaldare un po' gli animi. Siete pronti per questo evento che Udine ospita, il più grande evento sportivo mai ospitato in regione, la prima finale in gara secca in Italia per quanto riguarda la Supercoppa europea? Insomma, non so, magari poi del calcio a voi interessa poco ed è legittimo, però per Udine insomma credo che sia una grandissima finestra, veramente, per una grandissima cartolina per questo evento qua, e volevo chiedervi, prima di partire con un po' di polemicucce, anche un commento su questa gara di oggi. Credo che sia una partita molto importante. Udine ospita una Supercoppa e sicuramente è la prima volta che ospita la finale. È vero che l'Udinese ha partecipato anche diciamo, alla Champions e altre partite molto importanti durante il corso degli anni, però è vero che una Supercoppa di questo tipo, ospitarla a Udine vuol dire a tutta la regione, non solo al Friuli, e a Udine un evento veramente eccezionale. Credo che vada vissuto per questo e credo che dobbiamo essere orgogliosi che il Ministero all'inizio, poi la Federazione, per finire la Regione e tutti, compreso anche il Comune, abbiano dato una mano per far sì che questo evento si verificasse a Udine, si accinga a verificarsi a Udine, al di là ovviamente delle questioni della sicurezza. Cristian Sergo? Ma sicuramente di calcio me ne intendo e lo seguo, avendoci giocato per quasi 30 anni tra calcio e calcio a 5, per cui è sicuramente una partita molto importante, una manifestazione molto importante. Non so quanto sentita ancora dalla città, nel senso che è ovvio, essendoci due società straniere protagoniste, diciamo, questo può farla passare in secondo piano, però sicuramente l'evento è qualcosa di eccezionale e credo che dagli anni 90, quindi dai mondiali d'Italia 90, che non ci fosse una manifestazione sportiva di questo tipo nello Stadio Friuli, perché si chiama Stadio Friuli, è sempre bene ricordarlo anche a quelli che ci vengono a trovare in queste ore in città. Speriamo se lo ricordino anche i telecronisti e quindi sì, diciamo sicuramente una manifestazione, una festa che speriamo rimanga tale da qui alle prossime ore. Andiamo a sentire in diretta il presidente Garavina che sta parlando in Fondazione Friuli all'evento importantissimo. Che ha dimostrato sempre di essere strettamente collegata diciamo nel valorizzare nelle migliori condizioni un binomio tra sport e cultura, tra sport e turismo, e quindi credo che questo riconoscimento sia un riconoscimento non solo ai dirigenti ma ad un'intera collettività. Due partite importanti in poco tempo, perché poi ci sarà Italia e Israele, insomma può questa servire anche da ulteriore prova, lancio, anche gratificazione, perché sappiamo che l'altra magari è accompagnata da più preoccupazione. Ma diciamo preoccupazioni relative, perché già l'esperienza di una partita precedente qui a Udine proprio contro Israele ha dato ha dato un segno tangibile di una grande capacità organizzativa, gestionale, di partite che insomma hanno dei risvolti e di un impatto politico, come stiamo toccando con mano anche in queste ultime ore. Però Udine ha sempre dimostrato grande capacità organizzativa, di grande spirito di accoglienza, e queste sono tutte qualità che noi abbiamo apprezzato, quindi insieme Regione, Comune, Federazione hanno dimostrato ancora una volta che le istituzioni in genere, se lavorano di squadra, possono portare a casa davvero dei risultati altamente significativi. Spiace che Gigio Donnarumma gli sia stata tolta l'opportunità di misurarsi in questa sfida anche con Vicario. Sì, a me dispiace, sul piano umano dispiace per Gigi, perché è un ragazzo straordinario, lo considero il portiere del mondo e quindi per noi è fondamentale, lo dico come italiano, lo dico per la nostra nazionale, quindi io spero solo che lui possa
rimuovere in tempi rapidi queste tensioni, voglio dire, interne, perché sul piano umano Gigi ha sempre rivelato una grande sensibilità e quindi riaffermare quella che è la sua ampia e grande caratura internazionale. Oggi anche il CT Gattuso a Udine ha assistito all'allenamento dell'Udinese. Sì, Rino sta lavorando, sta girando tutti i club, non evita nessuno, quindi sono tutte e 20 le società di calcio, poi tra l'altro al di là delle squadre, le società di calcio di Serie A sta seguendo moltissimo la femminile, ha seguito molto la nostra nazionale Under 21, quindi diciamo che per lui è un agosto a tempo pieno, quindi è un lavoro a tempo pieno. Un'occhiata anche a Matteo Palma, che tra l'altro alla mamma tedesca c'è Birov che ha detto che magari lo guarda. Ma io credo che la partita di questa sera sarà un bellissimo evento, sarà un evento meraviglioso per tutti, tutta l'Europa stasera è a Udine e quindi godiamoci questi momenti tutti insieme. Grazie. Possiamo rientrare con la conclusione dell'intervista delle parole di Gravina. Beh, insomma, Michelini, Sergo, comunque fa specie, a prescindere, ripeto, dall'affetto per questo sport o meno, che Udine in questo momento oggi sia capitale mondiale del calcio, perché si parla di decine di migliaia di tifosi locali e non solo arrivati in città, tanti altri che sono arrivati pur senza biglietto per venire a passeggiare, a trascorrere qualche giorno nella nostra città e 22 milioni di telespettatori circa di media ogni anno per vedere la Supercoppa in televisione, che non saranno a Udine ma che quantomeno, come giustamente ricordava Sergo, sperando anche che i telecronisti citino lo Stadio Friuli, sentiranno e scopriranno, magari per chi non la conosce, l'esistenza della nostra città di Udine. Sì, io credo che questa partita porti lustro non solo alla città, come dicevo, ma all'intero Friuli, no? E non solo, e anche all'intera regione. Credo che il turismo giovi in futuro anche di questi eventi, anzi sia uno sport importante e lo sarà sicuramente, perché noi tutti credo e ci dobbiamo credere che il turismo in futuro sia anche promozione di eventi culturali, di eventi sportivi, di eventi anche economici. Ovviamente tutto deve essere condito da un clima sereno, ovviamente. Questo non è che voglio con questo dire, però se più avanti avremo anche la partita Italia-Israele, la nostra nazionale, dico la nostra nazionale, sono eventi che in futuro portano sicuramente una grande un numero di persone importanti che scelgono Udine, che magari non la conoscevano, Udine la regione, Udine il Friuli qui da noi, quindi dobbiamo assolutamente farci promotori e ringraziare chi ci ha permesso questo, perché la finale di questa sera non è stata decisa negli ultimi 15 giorni, è stata decisa molti mesi fa, e questo grazie al buon nome che abbiamo in giro per l'Europa. Sergo? Ma sicuramente, come abbiamo detto prima, è ovvio che per una settimana, perché poi si inizia a parlare molto prima di Udine, le squadre sono qui da qualche giorno, c'è stato anche, diciamo, la possibilità di incontrare i propri beniamini per tantissimi cittadini. Questo sicuramente è un plus di tutta questa manifestazione, nel senso che fa ricordare all'Italia in prima diciamo, battuta, ma all'Europa e anche al mondo, perché sarà sicuramente un evento visto in tantissimi luoghi, in tantissimi continenti e seguito sicuramente da tutti gli appassionati di calcio che probabilmente già per molti motivi conoscono la città di Udine, e soprattutto chi ha qualche anno in più magari si ricorderà ovviamente delle gesta di Zico nella nostra città, o comunque per quello che ha fatto l'Udinese Calcio in Europa negli ultimi anni. Però da oggi sicuramente saprà che c'è anche uno stadio che è considerato veramente un gioiellino per essere uno tra i più nuovi in Italia e anche tra i più belli.
Allora, visto che insomma, come detto, abbiamo anche, come sempre in tutte le cose belle, delle polemiche, adesso, dopo avervi fatto un po' scaldare, partiamo. Ce ne sono due di polemiche. La prima è legata prettamente a un'altra partita importante, quindi il fil rouge è da una partita importante a un'altra, da Tottenham PSG a Italia-Israele, e la polemica è montata nuovamente dopo le vicissitudini nella striscia delle ultime ore, degli ultimi giorni, dove oltre a essere uccise altre persone sono stati colpiti anche dei giornalisti, ma soprattutto il fil rouge col calcio è legato alla morte del Pelé della Palestina, ucciso mentre aspettava di prendere del cibo. Questo ha fatto montare la prima polemica, con una petizione in corso affinché venga dato lo stop definitivo alla gara a Udine tra Italia e Israele, e ne parla nel servizio che ascoltiamo adesso il sindaco De Toni. Nello stesso servizio però affrontiamo anche un'altra polemica, ovvero quella degli alcolici. Prima sì, poi no, ma sì le birre spillate fuori dai locali, poi il prefetto dice no, nemmeno quelle, e ovviamente c'è chi se l'è presa. Sentiamo. Non solo l'evento relativo alla partita tra Tottenham e Paris Saint-Germain, presentata oggi in Piazza Libertà. Approfittando della presenza di sindaco e vice sindaco, abbiamo fatto loro anche alcune domande sulle polemiche che stanno montando negli ultimi giorni. La prima riguarda il conflitto israeliano-palestinese, tornato ad accendere l'opinione pubblica dopo la morte di alcuni giornalisti e del calciatore palestinese più amato di sempre, Suleiman Al-Obeid, soprannominato il Pelé della Palestina. È in corso una petizione in cui nuovamente viene chiesto lo stop per la partita tra Italia e Israele, che si dovrebbe disputare a Udine. Allora, purtroppo sia ieri, oltre alla morte del giocatore, sono morti anche altri giornalisti, quindi sono sempre notizie tristi. Io mi auguro che quando arriveremo a quella data, magari con cessato il fuoco, liberazione ostaggi, speriamo, e quindi oggi la speranza è l'unica cosa che abbiamo. Non solo però questa polemica, come detto, perché alcuni ristoratori si sono poi lamentati anche per le restrizioni sulla vendita degli alcolici. Prima sembrava che fosse consentito quantomeno spillare birra all'esterno dei locali, poi è arrivata l'ordinanza del prefetto che di fatto lo ha vietato. È chiaro, la battuta che ti stavo facendo è dovete parlare con la prefettura e la questura, che chiaramente poi hanno emesso questa ordinanza, che per la verità parte direttamente dal Ministero, perché ci hanno informato che il livello di allerta che il Ministero degli Interni ha emanato per questo tipo di partita è il livello massimo che si può avere nel nostro paese, quindi è giusto un certo tipo di attenzione. È chiaro che non fa piacere, credo nessuno, soprattutto ai nostri ristoratori che veicolano quotidianamente qualità ed eccellenza nel nostro territorio, e soprattutto essendo la regione italiana principale che produce vini bianchi, non poterli somministrare in questi giorni ai turisti fa un po' male. È chiaro che prendiamo atto e rispettiamo le scelte del Ministero e della Prefettura, perdiamo un'occasione sicuramente in questi termini. Allo stesso tempo però dobbiamo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, che poteva essere un Ferragosto che, come dire, tranquillo, dove c'è la città abbastanza vuota come sempre accade in queste occasioni. Invece insomma basta girarsi alle nostre spalle, la città è abbastanza gremita, quindi insomma l'obiettivo l'abbiamo centrato. Allora, andiamo con ordine. Prima partirei dalla polemica relativa alla gara tra Italia e Israele, che ovviamente ha, come detto, il filo conduttore della morte del calciatore più importante della Palestina, che ha nuovamente, qualora ce ne fosse stato bisogno, ricordato quello che sta succedendo a Gaza. Non so chi vuole partire, però fermi un secondo perché c'è il direttore Inler. C'è Inler che sta parlando in Fondazione Friuli. Dobbiamo andare un attimo in Fondazione Friuli. No, non dobbiamo andare in Fondazione Friuli perché non è ancora pronto per parlare Inler. L'avevo visto arrivare ma non è ancora pronto. Quindi scusate, il bello o il brutto della diretta è anche questo, mi perdonerete. Prego, chi vuole cominciare per quanto riguarda il tema di Italia e Israele? Beh, indifferente. Prego, io, visto che è partito Michelini prima, mi lascerà, ma insomma è chiaro che per una forza politica come la nostra, dove già quella dell'anno scorso poteva essere messa in discussione, io credo che chiunque, arrivati anche a questo punto, con le notizie di questi giorni, con quello che sta avvenendo e con quello che sta progettando anche il governo di Israele in questi giorni, su cui lo Stato italiano ovviamente si è già detto contrario, insieme a tantissimi altri stati, ovvero quella che alcuni chiamano l'invasione della Palestina, su cui
Israele si starebbe diciamo, preparando proprio in questi giorni con il richiamo dei riservisti e quant'altro. Io credo che permettere di giocare una partita di calcio senza così facendolo passare come una cosa normalissima, ci sia bisogno quantomeno di fare qualche riflessione. Io mi auguro che, a differenza di quello che è avvenuto un anno fa, almeno la regione Friuli-Venezia Giulia, di fronte a quello che sta avvenendo, non conceda il patrocinio per questa partita, visto che è stata una scelta, come si è sempre detto, imposta dall'alto, quindi senza nemmeno comunicarla prima al Comune di Udine, e quindi questa, diciamo, può essere la riflessione che facciamo. Ci sono tantissime nazioni che vengono escluse dalle manifestazioni diciamo internazionali per motivi anche meramente politici, senza fare, diciamo, allusioni solo a quello che avviene con la Russia, dove anche gli atleti russi non possono giocare con la loro bandiera vicino quando giocano ai vari tornei, ma basterebbe ricordare quello che avveniva col Sudafrica. In Sudafrica c'era l'apartheid, si è deciso di escludere il Sudafrica da tutte le competizioni sportive, proprio per dare anche un segnale politico di contrapposizione a quello che stava facendo quel governo. Torno a ribadire, qui di antisemitismo io non voglio neanche sentire parlare, ovviamente non ce l'abbiamo con il popolo israeliano se si fanno determinati ragionamenti. Moltissime persone anche a Tel Aviv hanno manifestato per chiedere il cessate il fuoco, anche perché in una guerra poi le perdite ci sono da ambo le parti, per cui anche la popolazione israeliana sta soffrendo quello che avviene nella striscia di Gaza, per cui noi come Movimento 5 Stelle abbiamo già diciamo, fatto una mozione anche in Consiglio regionale con la consigliera Capozzi per chiedere che questo patrocinio non ci sia, e per chiedere anche l'interruzione dei rapporti istituzionali tra la regione e lo Stato di Israele, così come è avvenuto in tantissime regioni d'Italia, per cui credo che questo possa essere diciamo, almeno un punto di caduta trasversale e condivisibile da tutte le forze politiche. Michelini? Sì, allora la Conference League, che è il campionato che viene fatto a livello europeo, dove è stata inclusa anche Israele, è partita molto tempo prima. Chiaramente non è che credo ci è stato spiegato, tutti se vogliono capirlo lo capiscono, non è che puoi togliere una nazione perché dopo si sono sviluppati determinati eventi come la guerra, eccetera. Diciamo che la Conference League ha portato a svolgere le partite con Israele da parte anche della nostra nazionale, e quindi è capitato a Udine, dove dobbiamo distinguere però le due cose. Una cosa è la guerra, una cosa sono gli eventi geopolitici che si sviluppano, che si svilupperanno anche in futuro, ovviamente, sul quale il nostro governo, la nostra regione, noi, il nostro comune, noi tutti possiamo esprimere tutta una serie di considerazioni, di pareri, eccetera, e io su questo l'ho sempre detto, non vorrei che si mescolassero le cose, cioè lo sport fino a se stesso, che deve essere sempre promotore di amicizia, deve essere sempre promotore di attività e di convivenza, come gli eventi geopolitici di cui ogni atleta è figlio di una nazione. Se noi mescoliamo le cose, seppur viviamo in un momento molto amaro, sicuramente, con quello che sta accadendo, non solo in Israele, in Palestina, ma anche in altre parti del mondo. In Africa, per esempio, ci sono tantissime guerre, poi anche in l'Ucraina con la Russia, eccetera. Ma però se noi mescoliamo questo, rischiamo di... Sì, va bene alle parti politiche per fare, come dire, distinguo, per cercare in qualche maniera di portare consenso, però una persona, secondo me un politico serio, dovrebbe sì esprimere i suoi pareri, però anche saper distinguere quelli che sono gli eventi sportivi da quelli che sono gli eventi che si sviluppano a livello geopolitico. Detto questo, credo che
la partita, come si è svolta all'andata, anche al ritorno si sviluppi credo e spero che si sviluppi in maniera serena. Spero anche che i miei colleghi consiglieri comunali, anche di maggioranza, qualcuno tra l'altro fa parte anche di quel movimento filo Palestina, che non fa altro in questo momento per alimentare ulteriori tensioni. L'ho detto, lo ripeto, non spetta a noi alimentare tensioni, non spetta a noi fare mettere in difficoltà le nostre forze di polizia, la prefettura e chi deve salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Io mi tolgo da quel modo di fare politica, seppur, ripeto, considero gli eventi sicuramente deprecabili, sicuramente da chiudere. La pace ci deve essere, deve arrivarci, chiaramente con la soddisfazione di tutti quelli che stanno trattando, però viviamo in un periodo e in un momento in cui penso abbiamo toccato il fondo su tutti i fronti. Ecco, però ripeto, la partita deve essere vissuta come sport e non essere alimentata da parte di movimenti o fazioni politiche che portano solamente disordine, portano instabilità e portano problemi di altra natura. Abbiamo già chi si sta occupando di portare la pace, di mediare, di trovare delle soluzioni, gli aiuti umanitari per quanto riguarda il popolo palestinese, su cui anche il governo è molto impegnato. Io su questo ho questa visione, ho questo modo di comportarmi, essendo anche espressione di una lista civica del fare, e quindi vorrei che i contorni siano ben chiari. Sono contrario, lo ripeto e lo ripeterò sempre, ad alimentare tensioni, polemiche che poi sfociano spesso anche in atti vandalici, in situazioni molto deprecabili e mettono in difficoltà la prefettura, tutte le forze di polizia e chi deve garantire la sicurezza. Anche oggi, ad esempio, nella partita di oggi c'è chi comunque vuole alimentare tensioni che non devono esserci, e se ci saranno io spero che le forze di polizia, la prefettura stessa, assieme alla polizia e quant'altro, possano governare in qualche maniera qualche facinoroso che sicuramente, come in tante partite, si prestano a fare. Non so se Sergo vuole concludere con un secondo intervento. No, prendo atto che la Russia di Putin, secondo Michelini, dovrebbe giocare le qualificazioni mondiali, che però è stata esclusa. Io solo questo ho detto, qui c'è un problema di fare doppio giochismo, doppio pesismo, perché se quel ragionamento lì vale sempre ed è di politici seri, allora si fa i politici seri a 360 gradi, 365 giorni all'anno e non solo quando comoda e non solo quando di mezzo ci sono stati definiti diciamo più o meno amici che, ripeto, il nostro stesso governo sta in qualche modo adesso finalmente, dopo 2 anni di avvenimenti più o meno incresciosi, perché quello che l'Ordine dei giornalisti ha ricordato anche banalmente poche ore fa, ovvero che in Palestina sono morti 250 giornalisti, questo lo dice l'Ordine dei giornalisti italiani, a causa di questa guerra. Evidentemente non c'è rispetto neanche più per la libera informazione in quel territorio, e quindi io credo, e ho detto, che una riflessione merita di essere fatta. Poi, se vale il concetto che lo sport è altro rispetto al rappresentare un governo, uno Stato, una nazione, va benissimo, ma allora torno a ribadire, mettiamoci dentro tutti quanti, anche quelli che una volta si chiamavano Stati canaglia. Grazie. Michelini, in breve vuole concludere anche lei con un secondo intervento? No, sono d'accordo con Sergo, io non è che voglio fare polemiche con lui, io ho la mia visione, assieme ad altri ovviamente, credo che secondo me chi aggredisce è in torto, no? Poi quindi anche la Russia, come dicono le fonti, ma anche la realtà, ha aggredito,
è giusto che venga esclusa Israele, però questa cosa qua della Russia è stata decisa prima che partissero le qualificazioni per i mondiali e non durante. Allora, se si vuole capire anche come procede la federazione, la FIFA a livello mondiale, la federazione gioco calcio a livello diciamo nazionale, quando parti in un certo modo non è che puoi bloccare, si può tutto sicuramente, però metti in difficoltà le federazioni, metti in difficoltà il gioco stesso. Quindi io ripeto, su queste cose sono abbastanza obiettivo. Si può fare tante polemiche, si possono dire tante cose, però su quale anche condivido, penso che tutti condividiamo. L'unica cosa è che mescolare a fini, come spesso accade, perché a livello politico italiano nell'ultimo decennio stanno accadendo polemiche su cose incredibili, su tutto, ecco, portare davanti al piatto una situazione di questo tipo per, come sta vedendo, per dichiarare alcune cose, poi magari dall'altra parte schierarsi in una certa maniera, mettendo in difficoltà lo stesso governo, lo stesso Stato italiano. Se pensiamo che quando noi ci schieriamo con una parte è evidente che mettiamo in difficoltà l'altra parte. Parlo della Palestina e parlo di Israele, no? Il mondo arabo lo sappiamo come è stato e come lo è stato in passato, è molto variegato, molto, diciamo, bisogna usare le pinze, altrimenti si rischia di farsi male. E allora lasciamo a chi ha il dovere di farlo che lo faccia, noi dobbiamo fare altro, anche se è giusto che ne parliamo, è giusto che ognuno abbia la sua posizione, ed è giusto anche quando ci sono partite ufficiali, sport di qualunque genere, non solo il calcio, è giusto anche che qualcuno esprima le proprie idee. Però ripeto, quando si favoriscono certe manifestazioni, ho saputo che non solo c'era la raccolta di firme online, ma addirittura il giorno stesso di Italia-Israele ci sarà una manifestazione contro la partita. Voi sapete già cosa vuol dire manifestare contro, quindi sicuramente io credo che chi vuole andare allo stadio sarà in difficoltà a recarsi allo stadio. Ci sta. C'è già stato un anno fa, Michelini. Anche l'anno scorso, a ottobre, prima della partita, c'è stata la manifestazione totalmente pacifica, senza nessuno scontro in città. Migliaia di persone hanno potuto manifestare liberamente e dire la loro opinione. Io, ripeto, posso quasi condividere sul fatto di bisognava farlo prima, eccetera, però le qualificazioni mondiali, questa è un'altra manifestazione rispetto alla Nations League. Non è il ritorno della partita di un anno fa, sono le qualificazioni mondiali del 2026. Sono cose stabilite anche queste qualche tempo fa, ma sicuramente dopo l'inizio della guerra tra Israele e Palestina. Poi, ripeto, se per gli stessi motivi si vuole escludere la Palestina dalle manifestazioni internazionali, discutiamone. Se per gli stessi motivi non è stato permesso a 2 mesi dall'inizio delle Olimpiadi agli atleti della Russia di partecipare, perché era stato messo un limite, massimo 54 atleti della Russia, voi capite che solo questo fa ridere in una manifestazione come quella delle Olimpiadi, e allora si chiede solo di avere la medesima coerenza, tutto qua. So se vogliamo chiudere definitivamente 20 secondi con Michelini, che poi devo andare in pubblicità. No, volevo dire sulla polemica che dicevi prima, quella dell'attuale della partita di oggi. Sì, vabbè, ma quello alcol e quant'altro ne parliamo dopo. Per chiudere il tema Italia-Israele possiamo chiuderlo qua, possiamo dire così. Sì, va bene. Allora, va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi, partendo da Michelini, vi farò sentire un servizio di sfogo di un esercente non d'accordo con le scelte del prefetto, e apriremo, come aveva ricordato Loris Michelini, la polemica soprattutto sul divieto di vendita di alcol. A tra poco.
Eccoci qua, eccoci qua. E allora, terza e ultima parte di Filoni in diretta, che apriamo con il servizio di sfogo del titolare del terzo tempo, un esercente tra i tanti che non è molto d'accordo con le scelte per quanto riguarda il divieto della vendita di alcol. Vediamo. Noi non possiamo mai sapere con almeno, non dico una settimana d'anticipo, ma 5 giorni, 4 giorni d'anticipo come organizzarci, quindi parlando anche con il vice sindaco sempre in maniera molto cordiale, diciamo speravo ci fosse un accordo per approntare, diciamo, una zona esterna che per noi sarebbe stata molto importante, quindi con un chiosco esterno e con una spina con 2 vie di birra, e poi c'è stata anche l'idea del sidro, che è una bevanda inferiore ai 5 gradi, che è una bevanda che nei paesi anglosassoni va molto, però oggi, quindi stamattina o tra ieri sera e stamattina, sappiamo che non si può fare questo, quindi con tutti i problemi del caso, perché comunque sono state ordinate delle cose che dovevano essere montate, eccetera, eccetera. È una vigilia non di certo serena per alcuni esercenti del centro città per via dell'ordinanza che limita la somministrazione di alcolici sotto i 5 gradi per la finale di Supercoppa europea, ma non solo. Un'ordinanza con delle modifiche all'ultimo che stravolgono i piani di tanti tra spese per la sicurezza e modifiche alla logistica. Lo sa bene il titolare del terzo tempo, Federico Bigotto, che non le manda a dire al vice sindaco Venanzi. Quello è il problema, quindi di spinare all'interno e quindi avere magari grande affluenza all'interno. Io mi sono dovuto anche munire di un servizio di vigilanza che sinceramente mi sembra assurdo che un bar come il mio debba munirsi di un servizio di vigilanza, ma va bene così, e quindi tenerli, diciamo, nelle adiacenze, nelle vicinanze del mio locale, perché non si può altresì fare asporto. La situazione è complicata, ma lo spirito non fiaccato. Sarà solo un'altra sfida da sostenere per il bene della città, anche se con tante limitazioni, soprattutto alla clientela abituale. Con Alessandro ci sentiamo, è stato molto cordiale. È chiaro che lui dice che chiaramente non dipende da lui questa cosa, quindi il prefetto e questore hanno deciso così e dobbiamo attenerci. Mi dice altresì che c'era il divieto di fare tutto l'alcol, quindi non c'era proprio la possibilità di fare nessun tipo di alcolico. Dopodiché sappiamo tutti chi è il main sponsor di questa competizione e quindi è stata concessa la birra. L'altro problema è clienti che vengono da anni qui e vogliono sorseggiarsi uno spritz. Per quale motivo non possono? Tutto qua, questa è un po' la cosa, la discriminante. Speravamo di poter fare soft drinks, che anche lì la linea è molto sottile, cosa si può fare e cosa non si può fare. Adesso siamo un po' vincolati, ecco, tutto qua. Allora, commentiamo questa polemica che comunque ha mantenuto per fortuna toni pacati, tranquilli e insomma che con i quali si può affrontare una discussione senza esagerare. Michelini. Sì, tutto nasce secondo me perché l'attuale vice sindaco Venanzi è da tempo che sta dicendo, perlomeno mi vengono a riferire, che dice non ti preoccupare, vedrai che si potrà fare, cercheremo di trovare una soluzione, si potrà vendere questo, si potrà fare quell'altro, eccetera, eccetera. Cioè, se non decidi tu, non puoi andare a raccontare quello che vuoi alla gente, no? Creando delle aspettative. Quando ricoprivo la carica di vice sindaco la volta precedente, non mi sono mai sognato di andare a dire, c'erano manifestazioni importanti anche in quel periodo, non mi sono mai sognato di andare a dire agli esercenti che mi chiedevano si può così, verrà fatto colà. Dicevo, non lo so, quando sarà il momento sappiate che verrà deciso di comune accordo assieme alla prefettura qual è il metodo corretto per intervenire. E mi ricordo che spesso e volentieri qualcuno diceva potete voi? Sì, certo, noi possiamo contribuire, il comune può contribuire a dire la sua e a cercare una soluzione, fermo restando che il primo potere, quello più alto, ce l'ha ovviamente la prefettura, la questura, sappiamo come funziona. Ecco, questa è la questione che ci riguarda, cioè non bisogna creare nessuna aspettativa e non si può dire, per cercare di tenere i piedi su più staff, ci dice andare a raccontare o andare a dire non ti preoccupare, vedrai che una soluzione la troviamo. Una soluzione la troviamo uno che ricopre una veste ufficiale o comunque ha un ruolo di un certo tipo, sindaco, assessori,
chi sono devono stare attenti a quando vanno a parlare o come quando si esprimono nei confronti dei commercianti o degli esercenti o di altre persone, perché da qui nasce. Poi mi avevano detto che vedevano, ma è chiaro che tutti cercano di spingere al massimo, però chi fa il ruolo da mediazione, da mediatore, chi deve trovare alcune soluzioni per i propri cittadini a tutela di tutti, deve stare attento a come si pronuncia, perché su questo poi cosa succede? Si creano tutta una serie di aspettative e quando le cose non si risolvono, ovvero le aspettative vengono meno, sappiamo che poi qualcuno dice che non va bene, si ribella e fa tutt'altro. Ecco, io su questo mi sento di dire, siccome l'ho sentita tante volte queste cose, mi sento di dire attenzione, passo indietro, stiamo un po' attenti, non creiamo queste aspettative, cerchiamo di dire le cose come stanno, e fino all'ultimo non si può sapere, anche perché il Ministero, sappiamo benissimo, il Ministero degli Interni con la Prefettura eccetera, decidono in base al sistema di allarme, ai punteggi e dei coefficienti che hanno e che giustamente poi vengono calati. Non dimentichiamoci poi che l'ordinanza la fa il sindaco. Sergo? Ma io, a differenza del consigliere Michelini, non c'ero quando il vice sindaco Venanzi andava in giro a dire Fasin, Combinin e vedrai che troviamo una soluzione, per cui non posso smentire né confermare ovviamente questo, se è avvenuto questo o meno, ma ora a prescindere da tutto è chiaro che qui il problema è che sono mesi che si sa che stasera si sarebbe giocata questa partita e sono mesi anche che si conoscono le due protagoniste, quindi anche le tifoserie stesse. Io, come detto, mi auguro che stasera, a prescindere alcol sì, alcol no, perché poi queste sono cose che si possono controllare fino a un certo punto. Voi immaginate una qualsiasi tifoseria che viene con anche mezzi propri e che compra gli alcolici in autostrada, arriva a Udine con gli alcolici, può bere quanto vuole, può fare quello che vuole e magari si divertirà seguendo la partita a modo suo. Io ho un altro concetto di divertimento e di passione per lo sport che non è di certo quello di mettermi a bere alcolici sotto 40 gradi d'estate, però a qualcuno evidentemente piace. Io posso esprimere tutta la solidarietà per i nostri esercenti che si sono visti recapitare questa ordinanza l'8/9 di agosto. Questo è il vero problema. Si poteva fare tranquillamente prima, ci si organizzava prima e poi, scusate, l'assurdità è quella di dire no alcolici, sì birre, o si prende una decisione che sia una, ma far alimentare quell'illazione che solo perché uno dei miei sponsor della manifestazione è una birra, si possa bere birra, francamente credo che sia uno scivolone che la UEFA in primis, prefetto e questura poi e ovviamente il comune, perché poi l'ordinanza l'ha firmata il sindaco, ma pare evidente che queste sono indicazioni, anche queste calate dall'alto e non scelte di un singolo comune, e vorrei anche ben vedere che sia così, lasciano il tempo che trovano. Io in ogni manifestazione comunque generale, soprattutto quando di mezzo ci sono alcuni tifosi provenienti da stati più o meno sensibili all'alcol, ma è successo anche a Udine con le partite di Coppa che si sono disputate, il divieto di vendita alcolici è un qualcosa di assolutamente normale, per cui difficilmente credo che ci potessero essere esercenti del centro che abbiano comprato tonnellate, litri e litri di superalcolici da vendere e poi hanno detto ma non ce li fanno vendere. No, non credo che sia questa sicuramente la situazione.
da quando si sapeva che ci sarebbero stati inglesi e parigini a scontrarsi, diciamo così, sportivamente questa sera, qualcuno aveva da subito manifestato la particolarità di questa partita e anche la delicatezza dal punto di vista della sicurezza, e se abbiamo una città praticamente messa sotto assedio, credo che sia evidente a tutti che la delicatezza c'è. Chiudo solo con una cosa, se proprio vogliamo far polemiche. Michelini è stato anche vice sindaco, vorrei chiedere a lui quando ha mai visto tanti poliziotti in città, anche quando venivano richiesti in passato. È una battuta, però sì, per dire che quando si vuole, no, le forze dell'ordine si trovano sempre, quando le richiedono i cittadini per avere maggiore sicurezza in determinate zone, in determinati momenti, anche in determinati presidi, diciamo sempre che le forze dell'ordine mancano, non ci sono e c'è difficoltà a reperirle, no? Comunque, aperta e chiusa parentesi. Che manchino le forze dell'ordine come numero lo sanno tutti, ma non solo a Udine, mancano in tante città. Adesso vengono un po' sì e no sostituite quelle che vanno in pensione, lo sappiamo tutti questo, anche nella nostra polizia locale, anche nelle forze di polizia, eccetera. Quando sono arrivate e vengono chiamate, come in questo caso, di fronte a una partita importante, i Celerini da Padova arrivano, no? Oppure arrivano anche da altre località, hanno pur dichiarato che le altre questure danno una mano alla questura di Udine in occasione di questa partita, come Udine darà una mano se c'è una partita di questo tipo, non so, nel Veneto ad esempio, no? E questo fa parte un po' di quello che è il compito dell'istituzione prefettura, che coordina assieme alla questura la sicurezza dei cittadini. Chiaro che quando io ho ricoperto il ruolo da vice sindaco abbiamo avuto anche noi manifestazioni importanti e io non chiamerei sotto assedio la città viene in qualche maniera, i punti nevralgici della città vengono presidiati in un certo modo a seconda del rischio, e ripeto, il rischio viene calcolato, sappiamo quali sono i parametri, i coefficienti che usa il Ministero, e poi ovviamente questo viene calato a livello locale, a livello del territorio, per difendere, per cercare di scoraggiare eventuali malintenzionati, ma anche per dare più sicurezza ai cittadini. È ovvio che il numero, gli interventi, i siti, tutto questo viene deciso a livello molto più in alto, ovviamente. A noi viene reso noto qual è la procedura, ma neanche tutto, perché poi ci sono dei sistemi di sicurezza che vanno al di là di quello che è diciamo quello che viene reso noto anche ai comuni. Per quanto riguarda invece il discorso che dicevo prima della partita di oggi, per quanto riguarda l'ordinanza degli alcolici, attenzione, l'unica cosa che mi sento di dire che non l'ho trovata giusta è quella di avvisare ovviamente l'ultimo momento, perché si poteva fare prima, su questo non c'è dubbio, cioè queste cose qua si fanno, non dico un mese prima, ma neanche 4 giorni prima. Poi i supermercati, no? Ecco, altro evento che io mi ero anche battuto su questa cosa qua, i supermercati che vendono alimentari e vendono anche alcolici o birre, insomma di un tasso alcolico particolare magari, non possono essere lasciati da soli a relegare diciamo, e dare al personale il compito di individuare chi commette un'infrazione, un reato, cose di questo genere, all'interno del proprio locale, ovvero del supermercato stesso. Come ho visto, molti supermercati chiudono la parte dedicata all'alcol, con chi più chi meno mettendo qualche transena, mettendo qualcosa, o addirittura qualcuno ha messo l'ordinanza del sindaco e basta. Ovviamente cosa possono fare? Invece su questo va inserito un aiuto a queste persone, a questi supermercati, agli esercenti che magari hanno, oltre a questo, hanno qualcos'altro, e ovviamente perché non si può lasciarli soli e dare a loro la responsabilità di tutelare l'ordinanza, ovvero seguire l'ordinanza e tutelare i cittadini. Ecco, io su questo oserei dire dobbiamo migliorare, ecco, questo è un termine, migliorare questo tipo di comunicazione e di attuazione. È una polemica che va fatta, perché mettetevi nei panni
di chi deve gestire questa situazione. Chiaramente il personale che lavora è sicuramente in difficoltà e anche chi sono i responsabili che devono tutelare appunto il proprio personale. Vuole chiudere Sergo, che poi mi faccio andare perché vi ho tenuti anche abbastanza. No, come detto, ci appelliamo al buon senso, è l'unica cosa che possiamo fare, ci appelliamo al fatto che possa essere una festa e che chi ha altre intenzioni ovviamente speriamo che sia rimasto nelle rispettive città a guardarsi la partita magari in un bar loro dove è possibile bere alcolici, ma chi viene qui in città in maniera diciamo totalmente rispettosa, abbia rispetto per lo sport e quindi ci auguriamo, dai, facciamo un appello così al buon senso e speriamo che tutto vada bene anche con un certo ottimismo, perché poi partite delicate se ne sono disputate spesso e volentieri senza che venissero poi fuori chissà che problemi, e ci auguriamo di vedere una bella festa di calcio anche questa sera. Sì, non dimentichiamoci che abbiamo il portiere Vicario, che è il nostro portiere di Udine, che gioca nel Tottenham. Dispiace veramente, posso aggiungere qualcosa, non è polemico, però ovviamente mi dispiace non poter vedere Donnarumma a difendere i pali del Paris Saint-Germain, perché insomma il nostro portiere della nazionale assieme a Vicario avrebbero fatto per me uno spettacolo bellissimo. Sono rammaricato perché è successo quello che è successo a Donnarumma. Speriamo che con questa scusa magari il patron Pozzo possa dire a Donnarumma magari di portarlo a Udine, una cosa così che metto per dire, però mi dispiace che non sia presente. No, è vero, questo dispiace anche a me, ci sarebbe stata una bella sfida tra due portieri italiani, poi dubito, caro Loris, che Donnarumma possa venire effettivamente a Udine, però la speranza è l'ultima a morire. Bene, grazie a entrambi, grazie a Cristian Sergo, grazie a Loris Michelini per essere stati in mia compagnia virtuale.